Buon pomeriggio carissimi miei amici, amanti del vintage, dei veicoli d'epoca, dei camion d'epoca. Guardate il Marvin cosa vi fa vedere. Ed eccoci qua carissimi amici, un OM Cerbiato del 1969, trovato appunto nelle zone di Cesa durante le mie vacanze a Jesolo. Carissimi amici, guardate, il Marvin invece che stare in spiaggia è sempre alla ricerca di pezzi storici da documentare per tutti quanti voi. Guardate carissimi amici, OM Cerbiato del 1969, operativo fino al 2004. Qua il titolare Mauro è indeciso se tenerlo o venderlo. Tenerlo perché è comunque un ricordo di famiglia, e indeciso perché ha detto che ha qualche problema, tipo pompa dell'acqua da sistemare e chiaramente qualche traccia di ruggine sulla carrozzeria, che io non ho visto tutta questa gravità. Carissimi amici, guardate, OM Cerbiato, operativo fino al 2004, davvero un peccato. Io ho consigliato appunto a Mauro, tienilo, è sempre un ricordo di famiglia, dopo magari hai qualche rimorso, però sta lui decidere. Guardate qua, vi faccio vedere queste tracce di ruggine, dai, insomma, sono peccati veniali, per un raduno ci potrebbe stare. Sì, lì c'è, sulla porta c'è qualcosa di mangiato, però dai, non è proprio grave. La cabina è anche in buono stato. Carissimi amici, guardate, OM Cerbiato lo dedico a tutti gli appassionati di camion storici, agli amici dell'Aite, agli amici dei camion nord storici nord-est. Tra l'altro io avevo chiamato anche Stefano qua, se appunto conosceva qualcuno che poteva interessarli. Cerbiato, eccolo qua, Cerbiato, cabina in ottimo stato, è un camion del 69, fa sempre la sua bella figura. Fra l'altro Cerbiati io non è che ne vedo, non ne vediamo spesso, soprattutto ai raduni. Ho visto gli Orsetto, il Lupetto, il Tigrotto, ma io Cerbiati non è che li abbiamo visti spesso, neanche i Dino per quello, Guardate qua, carissimi amici, vi saluto con il report dell'OM Cerbiato che il Marvin vi ha fatto vedere. Io ripeto ancora una volta, caro Mauro, fosse il posto tuo, come ti ho già detto, lo tengo, è un ricordo di famiglia, per non avere rimorsi. Dai, trovagli un posto a riparo, lo puoi trovare, perché ho visto che c'è. Io ti consiglio di tenerlo. Se lo vuoi vendere, vendilo almeno a qualche appassionato. L'importante è che non venga demolito, perché la nostra storia insomma è stata spazzata via in questi anni molto velocemente. Carissimi amici, vi saluto e adesso in questo momento si va in una carrozzeria di auto d'epoca. Intanto la mia famiglia mi sta aspettando in spiaggia. Ciao a tutti!